Bentrovati. Ecco cosa ha partorito il governo Renzi per risolvere il sovraffollamento delle carceri. Il 26 giugno il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge entrato in vigore il 28 che modifica le norme sulla carcerazione preventiva. Grazie a questo decreto, dice il sostituto procuratore di Torino Andrea Padalino in una intervista al Fatto Quotidiano, stanno uscendo dal carcere decine di ladri, piccoli rapinatori, spacciatori che hanno una pena da scontare sotto i 3 anni. In 3 giorni ho dovuto valutare 20 casi. Continua sempre Padalino. Ora non è più possibile tenere in carcere una persona che ha commesso un reato, anche se arrestata in flagranza, se il giudice prevede che all'esito del processo la pena da eseguire possa essere sotto i 3 anni. Questo decreto quindi restringe la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, proprio mentre la criminalità considerata minore è in aumento, ma che tra la gente crea maggiore allarme, come i reati da strada, i furti nelle case, i maltrattamenti in famiglia. Un capolavoro. Per cui la carcerazione preventiva è di fatto annullata anche quando si tratta di un soggetto pericoloso che potrebbe inquinare le prove o scappare. Come capisce chiunque, con questo decreto legge i delinquenti che rubano nelle case, vivono di piccole rapine, di scippi, possono dormire sonni tranquilli. Molto probabilmente saranno i cittadini a non poterlo fare. E mentre in Italia si adottano queste misure, in Inghilterra la scorsa settimana l'ex portavoce del presidente Cameron ed ex direttore del settimanale News of the World, Andy Coulson, è stato condannato a 18 mesi di carcere per lo scandalo delle intercettazioni telefoniche illecite ai danni delle famiglie reali e di altri personaggi pubblici importanti. Appena è stata emessa la sentenza di condanna, Andy Coulson è stato accompagnato in prigione. E su questo caso in cui è implicato il suo ex portavoce, il primo ministro Cameron ha dichiarato: questa è la prova che nel nostro paese nessuno è al di sopra della legge. Anch'io vorrei avere una giustizia simile in Italia, dove anche la casta padrona, se compie dei reati, viene sbattuta in prigione. Purtroppo da noi in carcere ci vanno solo i poveri diavoli, mentre chi ha depredato senza ritegno il paese spesso è libero come un fronghello a godersi il malloppo rubato agli italiani. Insomma, se queste sono le riforme sulla giustizia che intende Renzi, è meglio che lasci perdere. E sempre a riguardo a fatti inerenti alla giustizia, ecco cosa dichiara in un'intervista rilasciata a Repubblica Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto, ex ministro di Berlusconi, attualmente parlamentare di Forza Italia, accusato di aver preso tangenti milionarie nell'indagine sul Mose. La Procura di Venezia ne ha chiesto l'arresto, ora al vaglio del Parlamento che si dovrà esprimere in questi giorni. Alla domanda: perché così convinto di essere la vittima di questa storia? Galan risponde: perché sono vittima delle dicerie di 3 persone. Hanno tutti già patteggiato la propria pena. Guardi, mi sento come chi? Chiede il giornalista. Ed ecco che Galan pronuncia le parole magiche: come Enzo Tortora. Ecco, ci siamo di nuovo al paragone con uno che ha subito uno dei più colossali errori giudiziari degli anni '80. Ormai è prassi. Quando questa casta padrona viene beccata con le mani nella marmellata, ecco che fa a sproposito il nome di Enzo Tortora. Ad esempio, Vittorio Feltri, in un recente editoriale sul Giornale, ha paragonato la vicenda giudiziaria di Berlusconi con quella di Tortora. Ormai siamo assuefatti alle menzogne più spudorate, ma nessun parallelo è possibile tra Tortora e il Caimano. Quando Enzo Tortora venne eletto in Europa nelle file del Partito Radicale, rinunciò all'immunità da europarlamentare e si consegnò alla giustizia italiana. Berlusconi, al contrario, ha fatto di tutto, usando tutte le armi che il suo ruolo politico gli permetteva per evitare i processi. Ha fatto leggi ad personam come la ex Cirielli, che ha accorciato i tempi di prescrizione mandando in fumo 7 suoi procedimenti penali. Ha di fatto eliminato il falso in bilancio, che ha fatto evaporare altri 5 processi in cui era imputato, e poi i vari lodi, tutti cassati dalla Corte Costituzionale, sempre per sfuggire ai giudici. E infine un particolare importante: Enzo Tortora alla fine è stato assolto, mentre Berlusconi è stato condannato. Chiunque con un minimo di onestà intellettuale capisce che tra le due storie giudiziarie non c'è una minima affinità.
Quando un personaggio politico in questi tempi, piuttosto bui politicamente, si paragona a Enzo Tortora, diffidate di lui, è molto probabile che vi voglia intortare ancora una volta. Ci vediamo giovedì prossimo.